Qui sul palco Gianangelo Bellati, che accogliamo con un applauso, veramente. Segretario generale Eurosportello del Veneto, che ho il piacere di conoscere e di stimare da tantissimi anni, che ha condotto degli studi molto approfonditi sull'argomento, tuttora continua a dedicarsi a questo e cercando con estrema fatica di far comprendere l'importanza dei primi passi del federalismo, di un federalismo sempre più spinto, sino ad arrivare a sostenere anche, vediamo come, in che termini, se questo potrà essere realizzabile, con che tipo di risultati, una forma di indipendenza più spinta. Altrimenti si rischia che cosa? E io lascio questo che cosa al nostro relatore, prego. Bene, grazie ad Elena. Allora, dopo il lavoro di prima di interpretariato, adesso io vi faccio vedere dei numeri, perché io sono colui che deve dare i numeri di solito a questi incontri, in quanto, sapete, avendo il centro studi che si occupa proprio di studio dell'economia ma anche studio della pubblica amministrazione italiana e non solo, abbiamo molti dati a disposizione, alcuni di voi conoscono, alcuni sono anche molto preoccupati perché ogni volta sentono dei dati preoccupanti su quella che è la situazione del nostro sistema economico. Ecco, questa volta i dati saranno invece più relativi a quello che è la situazione che si potrebbe venire a creare, un po' anche l'intervento che aveva fatto prima Roger Urbano, il professore di Barcellona, su quella che è la situazione che si dovrebbe venire a creare nello scenario dal federale invece a quello dell'indipendenza. Perché questo? Perché noi fino ad oggi abbiamo soprattutto ragionato in termini di un Veneto regione, di uno Stato accentrato rispetto ad un Veneto regione in uno Stato decentrato federale, dove il Veneto appunto avrebbe potuto avere un'autonomia, chiamiamola diciamo così, a livello di quella di un Alto Adige Sud Tirolo o un Trentino. Oggi invece quello che viene richiesto è un approfondimento di che cosa potrebbe succedere a questa nostra regione nel caso in cui invece si andasse oltre, se ci fosse cioè un processo che portasse all'indipendenza. Devo dire che abbiamo un vantaggio rispetto ai dati che ci ha fatto vedere Roger Urbano, perché le banche dati che sono state preparate dai nostri ministeri, soprattutto quelle territoriali, sono fatte molto bene, forse sono fatte meglio di quelle spagnole, nel senso che è stato seguito pari pari quello che veniva richiesto da Eurostat, ed Eurostat aveva chiesto appunto una chiarezza molto forte al nostro paese su quelli che sono i trasferimenti di risorse da una regione all'altra. Ovviamente questo è fatto perché la Commissione europea vuole capire dove indirizzare le proprie politiche di coesione, chiamiamo altrimenti le proprie politiche di solidarietà. Quindi i dati del residuo fiscale che creano alcuni magari imbarazzi o problemi in altre regioni europee, nel caso dell'Italia sono dati incontrovertibili, tant'è che di fatti noi siamo stati i primi a svilupparli, cogliendoli appunto dalle banche dati a nostra disposizione ormai dal 2007, e vedo che il residuo fiscale ormai è diventato un tema dominante in moltissimi studi e in moltissimi centri studi, ed è un dato che è sempre conforme, cioè noi non è che abbiamo un centro studi che dice una cosa, un altro centro studi dice un'altra, è un dato ormai verificato, in quanto appunto il nostro sistema di banche dati è molto chiaro e permette di avere questa chiarezza. Ahimè, questa chiarezza, perché poi dopo voi sapete il risultato, l'attuale residuo fiscale degli ultimi 3 anni corrisponde esattamente a 20 miliardi di euro per quanto riguarda la nostra regione, quindi è praticamente un terzo delle nostre tasse. E se noi facciamo il paragone con le medie di quello che ho capito in Catalogna, mentre loro hanno circa un quarto delle tasse che danno in Spagna, noi abbiamo circa invece un terzo, cioè abbiamo di più. Mentre invece la Baviera, abbiamo fatto anche questi conteggi, visto che parliamo di Europa e dobbiamo rapportarci, hanno solamente un decimo delle loro tasse che va appunto verso il loro sistema federale, con un sistema completamente diverso, perché poi qualsiasi denaro che parte dalla Baviera, voi sapete, passa per eventuali ricorsi alla Corte Costituzionale tedesca, perché per esempio un bavarese può andare a chiedere, la Baviera può andare a chiedere come vengono spesi quei soldi. Noi non siamo d'accordo che vengano costruite quelle case popolari in quel modo, con quella spesa dovete fare in maniera diversa. Quindi siamo su tutto un altro mondo dove la solidarietà non è di tipo verticale, cioè regioni, Stato e altre regioni, ma è soprattutto di tipo orizzontale. Quindi
dando la possibilità agli stati tedeschi e ai Länder di avere un controllo. Siamo appunto su un altro mondo ed è forse anche per questo che la Germania funziona molto meglio di noi. Vedo se adesso funzionano. Allora io volevo ricordarvi sempre il nostro sito osservatoriofederalismo.eu, che è fatto in collaborazione anche con il Consiglio regionale del Veneto, ma non solo, perché noi per riuscire ad avere dati internazionali lavoriamo con centri studi di altri paesi, detto poco fa, in particolare Catalogna, in particolare Baviera, ma anche con la Gran Bretagna, che anche loro hanno dei centri studi interessanti. Questo io andrò anche veloce perché il tempo a disposizione non è molto e mi concentrerò sulle slide finali. Questa è la pressione fiscale che voi sapete fa fronte ad una spesa pubblica che ormai sta superando nel 2013 il 51,2% sul PIL. Se noi dal PIL tiriamo via la componente di economia sommersa, voi sapete che oggi si parla addirittura di riaumentare ancora il nostro PIL per farci credere di essere più ricchi con l'economia, quella tra virgolette criminale, ma se calcoliamo solo l'economia sommersa il PIL nostro viene aumentato di circa il 20%, quindi la pressione reale media, tutto considerato, arriva al 60%, no? La pressione del 55%, scusate, al netto dell'economia sommersa. Taglio della spesa pubblica quindi ci deve essere, il problema è dove viene fatto il taglio, perché il Veneto e la Lombardia ha una spesa pubblica che è sul 30-32% rispetto al PIL prodotto, quindi è più bassa che in Germania, che è il paese più virtuoso, quindi una spesa pubblica molto bassa. Se noi andiamo in altre regioni, senza fare nomi inutilmente, ne andiamo fino al 70% rispetto al PIL, ed è questo lo squilibrio terribile che sta distruggendo in tutti i sensi il nostro paese. La spesa pubblica poi è una spesa molto particolare nel nostro paese, non responsabilizza, non premia chi meglio spende, voi sapete il problema dei costi standard, non valuta gli effetti della spesa pubblica e poi essa è tutta concentrata soprattutto a livello delle amministrazioni centrali, contrario che in Germania. In Germania, voi vedete dalla tabellina, la maggior parte della spesa per personale, che è la spesa più importante, è concentrata a livello nazionale e federale solo per il 12,4%, da noi arriva al 56,7%, al 41%, no, qui non ho il dato, scusate, della Spagna. Comunque noi siamo al record, parliamo di un paese regionalistico, ovviamente neanche federale, ma noi abbiamo tutta la spesa, soprattutto quella più grossa per dipendenti, concentrata a livello centrale. E questa è anche la ragione per cui normalmente tutto ciò che è centrale nelle spending review non viene toccato, perché chi fa le leggi sono i livelli centrali, sono i funzionari ministeriali, quindi chi viene colpito? Vengono colpite nella spending review le entità più piccole. Prima hanno colpito le comunità montane che costano lo 0,16% del totale della spesa pubblica. Sembrava, vi ricordate, colpiamoli, salviamo l'Italia. Io avevo detto, siccome subito dopo ci sono le camere di commercio, tocca a noi perché siamo piccolini, non si va sul grande, si va sul piccolo, no? E no, colpito prima le province. Però ci siamo arrivati anche noi. E ovviamente poi soprattutto le unioni regionali, perché hanno forse dei centri studi che dicono la verità, e voi sapete quello che è successo l'altro ieri al Consiglio dei Ministri. Ecco, quindi questa è la realtà della nostra spesa pubblica, che quindi oltre che colpire i più piccoli non colpisce in maniera differenziata dove si spende di più. Sempre il solito esempio classico, non si colpisce dove ci sono 25.000 forestali in Sicilia rispetto ai 500 nostri, o i dipendenti diretti e indiretti che ha la regione Sicilia, arriva a 117.000 rispetto ai nostri 2.300. No, si colpisce in maniera uguale. Tutti i governi continuano a fare così, nessuno ha il coraggio di colpire invece dove bisognerebbe colpire. Noi non abbiamo poi prese in giro per dire, qualcuno di oggi ha parlato di non rispetto della Costituzione, non si rispettano neanche le leggi, perché evidentemente, sì, ma non un cittadino, lo Stato, non un cittadino, perché le stesse leggi dello Stato prevedevano con le riforme Bassanini trasferimenti di risorse del personale dal centro alla periferia. Abbiamo avuto il contrario, voi sapete, ve l'ho già fatto vedere tempo fa, forse dal 97 al 2006 il personale centrale, bisognava trasferirlo alle regioni e enti locali, è aumentato di 105.000 unità, e nonostante il trasferimento di competenze, di ruoli, quello invece degli enti locali di solo 26.000 unità. E quindi questo è un po' quel comportamento, un po' come quello del federalismo,
che si concretizza in tasse e tasse messe a carico degli enti locali, che quindi fa dire qualcuno ci sta prendendo in giro. E le manovre di risanamento, come vedete, hanno colpito quasi esclusivamente gli enti locali, perché gli enti centrali per il momento non sono mai stati colpiti e non sembra che si vada in direzione opposta a questo. Questo, vedete, è la tabella di come è divisa la spesa pubblica in rapporto al PIL, ma vedete, tutte queste cose ci servono per farci capire come il suicidio economico di questo paese ci porta a riflettere se non conveniva invece tempo fa, quando era ancora possibile, fare il federalismo, appunto cercare di responsabilizzare i vari livelli di spesa. Invece vedete che la situazione non cambia, perché i dati 2010-2012, da quando addirittura è stata modificata la Costituzione col titolo V, siamo di fronte ad una situazione dove i costi standard e dove qualsiasi forma di autonomia non c'è, anzi nell'ultimo periodo di tempo assistiamo a una forma di accentramento poderoso che ha avuto l'apice e l'origine principale nel governo Monti, se voi vi ricordate. Ebbene, qualcuno potrebbe dire stai facendo una riflessione un po' troppo diciamo conseguenziale, un po' troppo spinta, eppure guarda caso da quel momento in cui abbiamo il riaccentramento, il debito pubblico è aumentato in valori assoluti di una media di 12 miliardi di euro al mese, i costi del centralismo. Allora, fino a prima si era cercato di responsabilizzare, ho tentato, e i conti pubblici ancora tenevano. Nel momento in cui si è dato libero sfogo al centralismo più totale nella spesa pubblica e nel raccoglimento delle entrate, nel togliere via poteri agli enti locali, voi avete avuto la conseguenza di un debito pubblico che è fuori controllo, perché noi, avete visto prima, qualcuno ha fatto vedere, mi pare è stato Michele, ha fatto vedere quella che è, siamo quasi a 2150 miliardi di euro, quindi stiamo arrivando al record di un anno prima dell'arrivo di Mussolini, che eravamo arrivati sul PIL non aumentato di quel 20% al 165% del PIL, quindi il debito rispetto al PIL ufficialmente verso il 140, ma in realtà siamo più verso il 165 se tiriamo via l'economia sommersa. Qui vado veloce perché vedete il residuo fiscale, che nel caso nostro appunto è facile da contare. Questa è la tabella che alcuni di voi già conoscono, perché è tutti i trasferimenti dalle regioni più ricche alle regioni più povere, con un danno per tutti, un danno per chi dà, perché alla fine le nostre imprese hanno troppe tasse e non ritornano sul territorio le spese per le loro tasse, ma anche chi riceve viene devastato perché tutti vogliono stare nel settore pubblico e non pensano a fare attività di impresa. Questa è una slide che fa il totale della praticamente risparmio di spesa che si avrebbe in Italia se si seguisse l'esempio del Lombardo-Veneto. Ovviamente se non fossimo in un paese solidale, ma è solamente per dare il quadro del trasferimento di risorse imponente che non appare in tutto il mondo, e questa è quella bella tabellina di Banca d'Italia che ci fa vedere il debito pubblico dal 1861 al 2013, dove vedete che l'imputazione viene detto tutta colpa della nascita delle regioni. Quanti cadono in questo errore derivante da profonda ignoranza di dire è colpa delle regioni se c'è un aumento del debito pubblico? Ignoranza però ovviamente non possiamo non nasconderci che deve essere, diciamo, un po' indotta per cercare di distruggere anche quel poco che resta agli enti locali, appunto le regioni, che saranno dopo le camere di commercio il prossimo obiettivo. E allora voi vedete che anche nei momenti di grande crisi, cioè quando aumenta fortemente la linea, vedete, azzurra e rossa verso l'alto, ebbene, la parte rossa è quella di competenza degli enti locali, territoriali, la parte azzurra è competenza dello Stato, quindi l'aumento vertiginoso del nostro debito pubblico, Banca d'Italia, è dovuto alle spese dello Stato, alla gestione statale del denaro pubblico, non è dovuta alla nostra. Io ho fatto anche una riflessione, perché tempo fa abbiamo avuto qualcuno che è venuto anche a criticare i veneti che non hanno una classe dirigente, e ho obiettato a questo grande personaggio del mondo delle imprese, delle grandi imprese, della grande finanza, quella che a parer mio sta devastando il sistema della piccola e media impresa. Ebbene, io ho detto, guardando questa tabellina qua, gliel'ho fatta vedere, è la vostra classe dirigente che è una classe dirigente che non funziona, ed è una classe dirigente fallita che ci vuole portare anche noi al fallimento. La classe dirigente centrale di questo Stato
sta mettendo in ginocchio il nostro sistema, sta mettendo in ginocchio tutti noi. Non siamo noi che stiamo subendo, ma è un'altra classe dirigente che ambirebbe a dire: noi siamo i numeri uno, voi non siete capaci a gestirli, siamo noi in grado a gestire voi. Invece guardate che cosa sta succedendo. Questa è una tabellina che fa vedere, vado velocissimo, che le nostre spese di funzionamento della pubblica amministrazione centrale sono le più alte di tutta almeno l'Europa comunitaria. Prendiamo soprattutto l'Europa comunitaria. Ecco, qualsiasi governante dovrebbe studiarsi questa tabellina per cercare di rimediare al sistema paese, a quella in cui è la situazione. Come facciamo ad avere spese di funzionamento così alte rispetto a tutti gli altri ministeri di tutti gli altri paesi europei? Ponetevi questo problema, provate a pensare di risolverlo se volete salvare l'Italia. E poi vedete il livello di evasione fiscale per regione, è stato detto poco fa da Michele Favaro, e qui vedete più rosso è più c'è evasione fiscale, vedete che corrisponde a quel fenomeno drammatico che in Europa abbiamo solo noi, della criminalità organizzata, che ha invaso i nostri ministeri, le nostre prefetture nel dopoguerra, per ringraziare appunto gli americani. Hanno ringraziato per aver aperto le porte della Sicilia allo sbarco degli alleati, e questo lo vediamo come conseguenza di un potere sempre più grande della criminalità organizzata. Il PIL non è tutto, noi studiamo anche il non solo PIL, anche il benessere, e voi vedete come c'è per noi grande l'importanza del capitale sociale. Non c'è economia se non c'è capitale sociale. O tu hai senso civico, hai senso del bene comune, cerchi di dare servizi, cerchi di aiutare la gente, cerchi di pensare non solo a te stesso, concetti anche molto nobili, morali, politici, vedete cosa, o altrimenti un sistema decade. Ecco qui che, guardate, il capitale sociale è collegato, la tabellina ha detto qui donatori di sangue. Il donatore di sangue è colui che ha un senso civico, che aiuta gli altri e via dicendo, no? Più c'è capitale sociale, più c'è una buona economia. Forse questo è l'elemento di vero ottimismo che invece noi dobbiamo considerare per la gente con la quale noi viviamo, per le nostre economie, per dove noi viviamo, perché c'è ancora questo capitale sociale umano della gente che lavora tutto il giorno che permette al sistema di rimanere in piedi. Questi costi ottimali, ma vado veloci, risparmio che avremo col sistema solo col risparmio veneto, colpendo solo i parametri del costo della spesa fissa, ma questo vado veloce. I risparmi col modello tedesco sarebbero minori di quelli col modello veneto, anche qui vado veloce. I risparmi con i costi ottimali, che sono appunto questi costi di spesa fissa che noi vediamo, avrebbero un totale di risparmi in Italia di 35,4 miliardi di euro, sarebbero tantissimi soldi in questo momento. E il fatto che, come voi vedete, i paesi che hanno il federalismo, che hanno la responsabilità e l'autonomia, sono quelli che costano di meno. Fra l'altro anche la stessa Spagna è un esempio virtuoso da questo punto di vista, perché insieme con la Spagna, la Danimarca, l'Austria e il Belgio, paesi federali, sono quelli che hanno un indice di funzionamento standardizzato, media 2000-2004, adesso cercheremo di aggiornarla, fra i migliori. Avevamo chiesto l'autonomia differenziata, l'autonomia amministrativa, quindi l'applicazione della Costituzione, e niente, non abbiamo visto nulla. Questo è da anni che lo stiamo chiedendo per, guardate, salvare tutto il paese, non salvare solo la nostra regione. Abbiamo voluto fare una cosa, guardare nell'insieme il paese, non c'è stato. Anzi, noi abbiamo avuto solo accentramento. Se avessimo l'attuazione, questo è un conto che noi abbiamo fatto sulla base un po' simile a quello fatto dagli amici catalani, se ci fosse l'attuazione di questi articoli noi avremmo un aumento del PIL del 10,4%. Perché? Perché siccome l'amministrazione pubblica nostra costa di meno di quella italiana, avviene che se tu trasferisci tutta la competenza sull'istruzione nel nostro sistema e la fai diventare una competenza autonoma, costando di meno tu puoi spendere di meno e avere più soldi per ridurre il pagamento dell'imposizione fiscale e permettere quindi alle imprese di essere più performanti, più competitive. Si crea cioè un meccanismo virtuoso. Pensate di solo la competenza dell'istruzione, ovviamente tante altre potrebbero essere. Ecco, vado sulla parte finale perché devo svelocizzare. Allora, il residuo fiscale avevo detto 20 miliardi. Noi abbiamo il saldo commerciale con le altre regioni, che invece in Catalogna è, diciamo, positivo, cioè la Catalogna esporta di più con le altre regioni spagnole di quanto importa. Nel caso invece nostro noi abbiamo, il Veneto importa di più di quello che esporta. È un conto un po' complesso, ma chi vuole approfondirlo abbiamo tutto il dato di come siamo arrivati. Quindi noi
abbiamo quest'ulteriore, diciamo, svantaggio del Veneto regione italiana, che la dice lunga su quello che potrebbe essere invece una contrattazione per poter invece essere in eventuale proclamazione del referendum, un'eventuale vittoria, in una situazione di poter contrattare meglio una condizione futura dove evidentemente nell'Europa, perché l'Europa è fondamentale come lo è per la Catalogna, perché il saldo commerciale con l'Europa, vedete queste cifre verdi, arriva a circa 15 miliardi di euro. La nostra competitività nel sistema europeo, noi siamo superiori a 9 paesi europei, solo la regione Veneto, immaginatevi la Lombardia cosa non è, noi abbiamo quindi un PIL pro capite che è inferiore a solo 9 paesi dell'Unione Europea, quindi noi superiamo, vedete, tutti i paesi che ci sono sotto, dalla Finlandia in giù, come PIL pro capite, e siamo più grandi di 10 paesi, vedete il Veneto che supera questi paesi che sono indicati qui sotto, evidentemente come PIL. Stiamo parlando in questo momento del PIL. Questi sono i dati che noi abbiamo elaborato, questi dati, guardate, io ho cercato di farli nella maniera più obiettiva possibile, quindi cercando con i collaboratori e soprattutto con coloro che sono contro un Veneto più autonomo o indipendente. Questi sono i vantaggi che voi vedete indicati nella slide. Ci sarebbe molta più risorsa, molta più liquidità, avremmo, come vedete, anche un welfare autonomo, che è uno dei punti importanti che è stato approfondito nell'intervento che è stato fatto poco fa, sicuramente una grande semplificazione, ma anche alcuni dati curiosi. Avremo un commissario europeo stando nell'Unione Europea e avremo circa il doppio degli eurodeputati, quindi un maggiore potere di voto, quasi terminato, erano 2 slide ancora. Avremo un doppio potere di voto all'interno del Parlamento europeo e vedete anche dovrebbe esserci, se seguiamo gli aspetti che hanno visto poco fa, una minore evasione fiscale, perché ovviamente l'evasione fiscale è un elemento molto negativo perché è espressione di un forte egoismo, diciamo, di una popolazione, quindi l'evasione fiscale diminuirebbe, ci sarebbe una maggiore condivisione, ci sarebbe anche più attrattività. Voi sapete che noi stiamo perdendo tantissimi investimenti esteri, questa l'ho già detta. Ci sarebbe poi dei grandi vantaggi sulle infrastrutture, perché dobbiamo considerare anche l'effetto trascinamento di tutta l'infrastruttura del nord Adriatico nei confronti del nord Europa. Anche su questo non c'è tempo ora, ma è un aspetto strategico che vogliamo fare notare. E poi il problema della giustizia, si potrebbe sperare di avere una giustizia più veloce, perché voi sapete questo è un altro limite. Qui vedete anche un aspetto che riguarda la sicurezza, che è un aspetto fondamentale, sempre più forte che noi abbiamo, perché voi sapete che molte nostre imprese sono sempre più sotto attacco da parte della criminalità organizzata. Credo di avere terminato, forse ecco l'ultima, vedete ci sono alcuni problemi aperti, avremo alcune economie di scala che salterebbero nell'ambito della nostra pubblica amministrazione, in quanto dovremmo dotarci per esempio anche di un certo settore della difesa, che però vuol dire anche investimento, e ci sarebbe, come è stato detto, un problema da affrontare, che è quello delle relazioni con gli altri Stati, e un problema di permanenza all'interno dell'Unione Europea. Grazie. Grazie mille. Mi dispiace essere così pressante, però i tempi sono